rispose Stepanic. Entrò, scuotendosi di dosso la neve e si strofinò ben bene le scarpe, al punto che barcolò e per poco non cadde. Non è niente, gli disse Martin. Siediti e prendi un po' di tè. Riempì 2 boccali e ne porse uno all'ospite. Stepanic beve d'un fiato. Era chiaro che ne avrebbe gradito un altro po'. Martin gli riempì di nuovo il bicchiere. Mentre bevevano, Martin continuava a guardare fuori dalla finestra. Stai aspettando qualcuno? Gli chiese il visitatore. Ieri sera, rispose Martin, stavo leggendo di quando Cristo andò a casa di un fariseo che non lo accolse con il dovuto onore. Supponi che mi succeda qualche cosa di simile. Cosa non farei per accoglierti? Poi, mentre sonnecchiavo, ho udito qualcuno che mormorare: guarda in strada domani, perché io verrò. Mentre Stepanic ascoltava